Bentrovati amici a questo nuovo spazio di approfondimento. Oggi parliamo di bambini in crescita, di bambini che nascono prima della data fissata, di neonati dunque, ma anche di mamme, di gravidanze, un discorso a 360 gradi con tanti ospiti che vi presento subito, ma prima vi ricordo il nostro numero di telefono che è il 342 7455 005, lo potete utilizzare per mandare dei messaggi e dunque rivolgere delle domande agli ospiti che vi presento subito. La dottoressa Gabriella Tina, direttore della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, e con lei do il benvenuto alla dottoressa Loredana Conti, che è la responsabile della banca del latte che si trova sempre all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. E ancora do il benvenuto al dottor Pietro D'Amico, direttore della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ben trovato anche a lei, dottore. La dottoressa Maria Rita Rinaldi, che è una neonatologa ed fa parte del comitato scientifico dell'associazione ABC, che sta per Associazione Bambini in Crescita. E con me in studio c'è il dottor Tuttobene Michele, presidente proprio dell'associazione. Questa associazione di cosa si occupa esattamente? L'Associazione Bambini in Crescita nasce per volontà di genitori che hanno avuto esperienze di prematurità. Quindi significa di bambini che sono nati prima, esatto, della data del termine previsto. Bambini che, come ricordiamo, fra l'altro oggi i bambini in Italia che nascono prima della 37esima settimana sono circa 40.000, quindi il 7-9% delle nascite, e prima della 32esima settimana, cioè significa prematuri già un po' più gravi, intorno all'1%. Cioè è un fenomeno che non solo, ed è per questo motivo che nasce anche l'associazione, non solo va, come dire, arginato o conosciuto, ma va sostenuto soprattutto nella parte genitoriale. L'associazione quindi nasce perché? Per rafforzare quella che noi diciamo la care genitoriale, quindi cioè la cura? Che non è soltanto la cura, ma il prendersi cura a 360 gradi. Di questi bambini. Cosa significa 360 gradi? I bambini vanno in una terapia intensiva che è tecnologicamente molto avanzata, ma c'è un aspetto che la terapia intensiva non può dare, e c'è la relazione genitoriale, la relazione affettiva, che è insostituibile. E quindi l'idea di una care genitoriale in delle terapie intensive neonatali che noi diciamo dovrebbero essere aperte H24 e permettere la continuità relazionale. Dottoressa Tina, che problemi può dare un bambino che nasce prematuro e che quindi necessariamente deve finire in nel vostro reparto? La dottoressa Rinaldi poi la sentiremo dopo. La dottoressa che è assieme alla dottoressa Conti, eccole qua, entrambe all'ospedale Garibaldi. Esatto. Allora, che problemi dà un bambino nato prima del termine? Ma è un bambino che ancora non è pronto per essere autonomo, chiaramente con una condizione che è inversamente proporzionale alla precocità della sua venuta al mondo. Come diceva il dottore Tuttobene, soprattutto per i neonati al di sotto delle 32 settimane, al di sotto di 1,5 kg, l'autonomia dal punto di vista respiratorio soprattutto e poi alimentare è limitata, e quindi necessita del supporto tecnologico che può essere espressa appunto dalla terapia intensiva neonatale. Ma quello del neonato prematuro e della gravidanza pretermine è un percorso che nasce ancora prima della loro venuta al mondo, attraverso una presa in carico delle donne che accedono al nostro ambulatorio di gravidanza e rischio nell'ambito del Dipartimento, e che incominciano un percorso che viene guidato in maniera da favorire il migliore adeguamento, adattamento del neonato prematuro
al momento in cui viene a nascere. Spesso la nascita prematura è complicata da condizioni anche di tipo chirurgiche e quindi questo è il motivo per cui a maggior ragione un neonato che nasce prima deve essere anche accudita all'interno di un dipartimento che possa dare tutte le risposte a tutti i problemi di questi bambini. Dottore D'Amico, si può già immaginare che una donna, ecco, ci sono dei casi in cui la donna è quasi certo partorirà prima per delle patologie o perché per delle condizioni, cioè è facilmente, come dire, immaginabile o si può prevedere che una donna partorirà un bambino molto piccolo per cui sarà necessario ricoverare il bambino in terapia intensiva? Diciamo non è che sia facilmente, ci sono alcune condizioni cliniche della madre o anche del feto che possono predisporre al parto pretermine. Principalmente dobbiamo pensare alle gravidanze plurime o multigemellari che sicuramente inducono un parto precoce, oppure delle condizioni per esempio di età materna avanzata o altre condizioni di rischio per la salute della madre che diciamo, suggeriscono di interrompere la gravidanza in tempi più precoci rispetto a quelli della normale attesa delle 39 settimane. Si definisce prematuro che nasca prima della 37esima settimana, anche se sappiamo che i rischi maggiori appunto li corriamo, il bambino li corre al di sotto delle 32 per la incompleta maturazione polmonare e di altri organi ed apparati. È un problema quello della prematurità che sta andando ad aumentare perché ha un risvolto diciamo in un'organizzazione sociale, in un modo di vivere diverso rispetto al passato, per cui molte gravidanze provengono da procreazioni medicalmente assistite e si verificano in madri in età più avanzate rispetto a quelle a cui la biologia, la natura diciamo prevederebbe di fare avvenire la gravidanza e il parto. Quando in quelle zone in cui è previsto il parto pretermine, logicamente c'è bisogno di risorse aggiuntive già al momento del parto da un punto di vista del rischio, della necessità di rianimazione e quindi come quantità di personale e come disponibilità di attrezzature che servono a gestire questi bambini particolarmente fragili. Pensiamo a bambini che possono nascere di peso anche inferiore al chilo, talora alcuni di 500-600 grammi, e sono sicuramente queste condizioni di particolare rischio e particolare delicatezza dove, come diceva il dottore tutto bene, la care diventa altrettanto importante della cura, della vera e propria assistenza tecnica. Grazie dottor D'Amico. Intanto già iniziano a scriverci le prime mamme. Una signora si chiama Rosi, ha detto che ha 2 gemelli e hanno 10 giorni, quindi sono piccolissimi. Gli diamo un bel benvenuto a questi 2 bambini. Dà il latte 50 millilitri dopo un'ora e mezza. Ecco, dopo un'ora e mezza sti bambini cominciano a piangere, a strillare, dice fanno veramente tenerezza e pena. Mi dicono però che devo farli mangiare ogni 3 ore e allora dottoressa Rinaldi possiamo dare un consiglio, ma abbiamo anche la dottoressa Conti che può chiaramente sicuramente rispondere, ma tutti i nostri ospiti sono in grado di dare una risposta a questa nostra telespettatrice. Come ci si deve comportare con un bambino così piccolo con l'allattamento? Vorrei il parere un po' di tutti voi. Buonasera a tutti, sicuramente tutti gli altri ospiti possono rispondere tranquillamente. Io direi che bisogna diciamo affrontare da 2 punti di vista. Se la mamma, e spero che questa mamma stia allattando a seno, normalmente l'allattamento materno è a richiesta, cioè in base a quando il bambino lo richiede. È chiaro che il svuotamento gastrico dello stomaco del latte materno, cioè riempito da latte materno, è di circa un'oretta. Quindi un'oretta di stacco alla fine della poppata, se allattamento materno ci può stare.
e il latte artificiale è un attimino un po' più pesante, più difficile come digeribilità, ecco. Viene passato ugualmente, però ha bisogno di tempi un pochettino più lunghi. Io non so la mamma che tipo di allattamento fa, per cui ho risposto in entrambi i casi, ecco. Mi sembra una risposta molto chiara ed esaustiva, ma adesso chiamo in causa dunque la dottoressa Conti, che è proprio la responsabile della Banca del Latte, che viene in aiuto a tutte quelle mamme che non riescono ad allattare da sole o che hanno poco latte, ma l'importanza invece di poter usufruire di questo latte o di poterlo donare alla Banca del Latte, quindi diciamo che l'utilizzo è duplice. Dottoressa Conti. Buonasera a tutti. Sì, la nostra Banca del Latte ovviamente accoglie tutte le donatrici, quindi tutte le mamme che hanno partorito e che vogliono insomma rientrare tra le nostre donatrici e quindi poter lasciare le quantità di latte da loro desiderate. Ci si avvia un percorso per poter accedere alla banca durante il quale insomma facciamo semplicemente degli esami che sono degli esami che vengono eseguiti regolarmente durante la gravidanza e poi sottoponiamo ovviamente il latte a dei controlli, a un processo di pastorizzazione e quindi di stoccaggio presso la nostra banca. Che verrà destinato ai nostri piccoli, soprattutto ai nostri piccolini al di sotto del chilo e mezzo, la cui mamma magari impossibilitata a poterlo dare, insomma non producono sufficientemente latte, per cui magari in questi casi, così come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il secondo step passa al latte umano donato. È un bellissimo gesto d'amore che una mamma che sta allattando che può fare nei confronti di altri bambini e di altre mamme meno fortunate che sono alle prese con un bambino nato prematuramente, che quindi si trova in terapia intensiva. Come ci si mette in contatto con voi? Cosa deve fare una mamma che vuole donare il proprio latte? Immagino lo deve mettere in un contenitore e poi portarlo da voi, o lo andate a prendere direttamente? No, previo un contatto telefonico con me o con la nostra coordinatrice. Vogliamo darlo il numero? Sì, vogliamo dare il numero di telefono? Sì, è 095 sì? 759 5923. Perfetto. Io spero che le mamme abbiano già preso. O comunque la mail della banca, bancalatte@arnas-garibaldi.it. Abbiamo dato anche queste informazioni. C'è una signora che ci fa una domanda un po' particolare. Vorrebbe sapere se un bambino che sviluppa lo spettro autistico ha più probabilità di nascere prematuro. Ma forse dovrebbe essere al contrario, un bambino prematuro che può poi manifestare uno spettro autistico. Chi si sente di dare una risposta a questa mamma? È una risposta, è una risposta complicata, è una domanda complicata, probabilmente nasce da una esperienza personale. Non ho la competenza per poter dare delle risposte, però sicuramente quello che lei ha anticipato, nascere prematuro, pone dei rischi che devono essere messi in conto, motivo per il quale noi parliamo non di prematurità, ma di condizione di prematurità che rende necessario un accompagnamento nel percorso anche dopo la dimissione dal reparto, nel post dimissione, quando bisogna si rende necessario un'equipe che possa accompagnare questi bambini durante la loro crescita e cogliere, aiutare i genitori a interpretare determinati segnali che in qualche caso possono anche esplicitarsi poi nel comportamento dello spettro autistico.
Quindi quando un bambino nasce prematuro, anche quando poi esce dalla terapia intensiva e va a casa con i propri genitori, deve essere attenzionato, come dire, ci sono dei controlli periodici che deve fare, perché ci sono come dire, delle patologie o delle problematiche che potrebbero nascere nel tempo, o comunque ci vuole un'attenzione particolare, insomma, che non si può racchiudere solo nel periodo della terapia intensiva. È così, dottor? Tutto assolutamente bene? Sì, infatti l'associazione nasce anche per questo. Il bambino dopo il percorso in terapia intensiva necessita di un follow-up molto importante, follow-up che è stabilito da percorsi clinico-strumentali che stabiliscono i medici che hanno in carica. Ma qual è la cosa importante, fondamentale, che accompagni questo percorso? I genitori sono gli occhi e le orecchie del percorso clinico, cioè dire l'osservazione genitoriale diventa strumento importante per accompagnare questo percorso di follow-up, che è di tipo strumentale, ma nel frattempo si invitano i genitori ad esempio a fare un diario. Quindi nel percorso, da quando è uscito a oggi a questo esame, che cosa è successo? Ha raccolto degli elementi che possono essere molto utili, importanti per proseguire nel percorso di controllo e in una diagnosi successiva, nel completamento di un iter diagnostico. Quindi controllare se vanno bene i reni, l'udito, la vista. No, ci sono degli organi da attenzionare, o è tutto il bambino che ha bisogno come dire, di visite specialistiche particolari? Fino a che età? Lo chiediamo al dottor D'Amico. Fino a che età il bambino che è nato prematuro deve essere attenzionato dai medici, dagli specialisti? Diciamo che l'Italia ha avuto finora, e speriamo che seguiti ad averla, un ottimo servizio di assistenza pediatrica, perché siamo l'unica regione europea, nazione europea, che abbia una pediatria di base disponibile sul territorio. Quindi di concerto tra l'ospedale che deve fornire i mezzi tecnologici più avanzati e di concerto quindi con la pediatria di base, si deve mantenere un percorso di assistenza che deve perlomeno durare fino all'inserimento del bambino alla scuola, perché alcune caratteristiche dello sviluppo si evidenziano col passare del tempo, principalmente per quanto riguarda l'ambito cognitivo, mentre per quanto riguarda l'ambito motorio alcune cose sono visualizzabili molto più precocemente, visibili molto più precocemente. Quindi diciamo che in massima almeno fino a 6 anni un bambino che è nato prematuro va seguito. È chiaro che se si continua oltre è ancora meglio, ed è fondamentale dei percorsi, come dire, istituzionalizzati. Non chiunque può seguire tutti i bambini, ma è bene che ogni bambino abbia, sempre facendo base sul suo centro nascita, un percorso di cura organizzato con le figure che saranno i neuropsichiatri, i neurofisiologi per quanto riguarda, come lei giustamente ricordava, gli organi di senso, e i psicologi che devono servire a supportare e a prendere cura non solo del bambino ma anche della famiglia. È abbastanza importante sapere che non dobbiamo prenderci cura del neonato prematuro, ma della famiglia che nasce, che si realizza attorno a un bambino che è nato con la condizione di prematurità, proprio perché, come diceva la dottoressa Tina, la condizione di prematuro è una condizione di organismo che interessa tutti gli organi e gli apparati, e che interessa quindi nel futuro anche la crescita psicologica del bambino, non dimenticando appunto che ogni bambino ha la sua famiglia alle spalle, spesso i fratellini e il gruppo della famiglia alla. Grazie, noi ci fermiamo per qualche istante perché c'è la pubblicità. Invito le persone che vogliono rivolgere delle domande ai nostri specialisti a formularle con un messaggio da inviare al 342 7455 005. Stiamo parlando di bambini piccolissimi, di bambini nati prematuramente, ma stiamo parlando anche di allattamento.
quindi non solo della banca del latte ma anche dell'importanza dell'allattamento materno. Quindi se avete dei dubbi, delle domande che potete rivolgere ai nostri esperti, fatelo adesso. Noi cercheremo di soddisfare un po' tutte le vostre curiosità, i vostri dubbi. Pubblicità e a tra poco. Ed eccoci rientrati in studio, stiamo parlando di bambini che nascono prima del termine e stiamo parlando anche di allattamento materno. Dottor Michele Tuttobene, lei è il presidente dell'associazione Bambini in Crescita. Ogni anno c'è una proprio dedicata a novembre, una giornata, il 17 novembre, sì, proprio in tutto il mondo si ricorda e si pone l'attenzione su questa problematica che non è indifferente, no, perché è un problema infatti mondiale, cioè dire c'è un problema che è il parto prematuro e allora la giornata vuole essere un elemento per accendere una luce attorno a questo tema, attorno al quale poi si discute di cosa? A, l'importanza del percorso diagnostico terapeutico all'interno delle terapie intensive, B, la prevenzione, l'importanza della prevenzione del parto prematuro. Oggi ancora non c'è attenzione a questo. Tra i nostri progetti noi stiamo cercando di andare anche nelle scuole per come dire, portare a conoscenza gli elementi che possono indurre un parto pretermine e l'importanza dell'allattamento. E poi accendere una luce verso la care genitoriale, per questa continuità relazionale che non bisogna interrompere con i genitori. Dottoressa Rinaldi, so che lei ci teneva a sottolineare proprio un aspetto che è proprio quella non solo dell'accompagnamento, del tocco, delle coccole, del contatto fisico, ma anche un altro tipo di accompagnamento, perché molti bambini purtroppo hanno anche bisogno di altro, no? Sì. Volevo proprio trasmettere questa informazione. In Italia già da qualche anno si inizia a parlare anche di cure palliative perinatali, o altrimenti detto comfort care. Di che cosa si tratta? È una possibilità per il bambino che nasce con una grave malformazione incompatibile con la vita di essere curato. Può essere guarito, ma può essere curato fino alla fine, ed è un accompagnamento offerto da un'equipe formata e composta da diversi specialisti che accolgono e seguono non solo il bimbo ma tutta la famiglia. È un percorso che inizia già durante la diagnosi in gravidanza e finisce molto dopo la nascita e la morte. Le testimonianze di queste famiglie hanno sottolineato come grazie alla comfort care non si sono perdute della sofferenza, ma hanno visto spiragli di luce e di rinascita, perché hanno imparato a fissare lo sguardo su ciò che c'era, non su quello che non c'era. Ma non solo, perché anche gli specialisti hanno in questa esperienza lavorativa fatto un percorso che li ha resi più uomini, medici aggiungerei. Perché grazie dottoressa Rinaldi, siamo proprio in chiusura, 1 minuto e mezzo e in questo minuto e mezzo vorrei ridare la parola alla dottoressa Tina per dire cosa si può fare prevenzione. Può una donna che sa che potrebbe partorire un bambino prima del termine, ecco, ci si può pensare in tempo o è qualcosa di ineluttabile, per cui assolutamente sì, nel senso che affidarsi a delle strutture competenti dove esistono dei percorsi ben organizzati, dove si mettono in luce determinati aspetti della salute della donna che possono essere gestiti in maniera da evitare il parto prematuro. Parliamo dell'obesità, parliamo dell'ipertensione, parliamo del diabete, tutte quante patologie che vengono messe alla luce da un controllo accurato della salute della donna, che se contenute e gestite con competenza attraverso quegli ambulatori di gravidanza a rischio che il sistema mette a disposizione, compresa la nostra azienda, allora la presa in carico della donna
può, non dico al 100% evitare il parto prematuro, ma può fornire quegli strumenti per migliorare, anche attraverso delle cure paterne, dei farmaci somministrati in tempo alla donna, consegnare alla nascita prematura un neonato più forte, più resistente e più adatto a risultare e a superare la sua prematurità. Grazie. Quindi pensiamoci, affidiamoci alle strutture e ai professionisti competenti per ridurre il rischio della prematurità. Risposta flash, abbiamo detto che questi bambini che nascono in maniera prematura devono essere poi accompagnati, visitati, insomma seguiti fino addirittura all'età scolare, quindi fino ai 6 anni. Chi se ne deve occupare a questo punto? Una volta che il bambino esce dalla terapia intensiva, il pediatra? Allora, è un percorso complesso, rispondo sempre io? Ah. Sì. Sì, è un percorso complesso, è stato attivato un team a livello assessoriale proprio per organizzare questi percorsi che ancora sono un po' confusi perché siamo passati da un follow-up che fino all'altro ieri durava 3 anni ed è stato esteso fino a 6 anni. All'interno di questo percorso chiaramente man mano si aggiungono figure che hanno delle competenze ben specifiche, la logopedista, l'osteopata, il fisiatra, il neuropsichiatra infantile. Quindi sono tante figure, ma in questo momento le mamme a chi si devono rivolgere? Agli ospedali o al proprio pediatra? Allora, nella condizione di prematurità il punto di riferimento rimane il punto nascita, laddove è la terapia intensiva del punto nascita. E quello che è necessario è creare la rete tra noi e il territorio, in maniera che i bambini vengano accompagnati e le famiglie supportate attraverso qualsiasi forma di sostegno, quale anche l'associazione, perché l'associazione che conforta, si prende cura di queste famiglie, può evitare la dispersione di questi pazienti e invece prendersene cura in maniera completa, accompagnandoli al momento della scolarizzazione. Molto chiaro, qualcuno ci dice che purtroppo spesso questa situazione si scontra con la situazione reale, perché l'esperienza di una signora che ci ha scritto è che le sue nipotine, oltre a non aver voluto visitare la bimba di 1 mese e mezzo nel punto nascita dove appunto sono state partorite, e a qualunque domanda si faccia viene risposto che ormai bisogna rivolgersi al proprio pediatra. Non sappiamo queste bambine dove sono nate a Catania, in quale ospedale. Chiudiamo qui. Io ringrazio tutti gli ospiti, ricordo l'associazione Bambini in Crescita che ha sede a Catania, il dottor Michele Tuttobene è il presidente. Se avete dei dubbi, delle problematiche, potete sicuramente rivolgervi a questa associazione. Il nostro sito è consultabile. C'è anche un sito internet, quindi è facilmente rintracciabile. Ringrazio, e poi ovviamente avete conosciuto gli altri esperti che abbiamo coinvolto quest'oggi, la dottoressa Rinaldi, che è una neonatologa che fa parte del comitato scientifico dell'associazione ABC, che sarebbe sempre Bambini in Crescita, e poi grazie alla dottoressa Gabriella Tina, direttore della unità della terapia intensiva neonatale del Garibaldi Inesima, grazie alla dottoressa Loredana Conti, responsabile della banca del latte, sempre del Garibaldi Inesima, e grazie anche al dottor Pietro D'Amico, che è il direttore della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Grazie a tutti, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.